Ciao a tutti carissimi amici del Go e ben ritrovati nel mio canale o benvenuti se è la prima volta che approdate qui. Come avrete notato negli ultimi mesi sono purtroppo riuscito a pubblicare ben pochi video ed il motivo di questa mia mancanza sta nel fatto che sono dei mesi particolarmente impegnativi e non riesco a dedicare tutto il tempo che vorrei alla produzione di video sul Go. Mi permetto però di suggerirvi di continuare il vostro allenamento nel mondo del Go, perché di tutti gli argomenti che ho trattato fino a qua, per ognuno di questi si potrebbe dibattere per intere giornate se non mesi e non sarebbe ancora sufficiente. Di carne al fuoco ce n'è tantissima, per cui avete l'imbarazzo della scelta, datevi da fare con gli Tsume Go, datevi da fare con i Tessuji, studiatevi bene i Joseki, la strada è ancora molto lunga. Per non lasciarvi completamente soli e per dare anche un po' di vitalità al canale, ho deciso di lanciare questa nuova, chiamiamola rubrica, trasversale al mondo del Go, per approfondire le nostre conoscenze nell'ambito, diciamo, orientale. E visto che mi è stato chiesto da più di qualcuno di voi di dare qualche consiglio su dei libri che ho letto e che mi sono particolarmente piaciuti, quindi non solo libri sul Go, ma libri in generale sulla cultura orientale e giapponese in particolar modo, appunto con questa nuova rubrica ho deciso di darvi dei suggerimenti per delle letture e che mi hanno un po' formato nella mia forma mentis, appunto, in merito alla cultura orientale. Come saprete, infatti, io oltre al Go pratico anche il Kendo e la mia passione per l'Oriente e per il Giappone in particolar modo è molto forte. Quindi questi libri che andrò via via a consigliarvi nel corso dei mesi a venire sono quelli che mi hanno colpito in particolar modo e che mi hanno dato quegli spunti che poi mi sono serviti moltissimo nell'ambito delle arti marziali da un lato, nell'ambito del Go dall'altro, ma anche un'infarinatura, una cultura personale che mi piace portare e che mi piace anche citare quando ne ho l'occasione. Allora, quindi, per cominciare, il primo testo che mi sento di consigliarvi, perché a me è piaciuto veramente tanto, non è un testo che parla del Giappone, ma è un testo cinese antichissimo, antico almeno quanto il Go, ed è il famosissimo I Ching, che è questo qui. Peraltro questa edizione che vi sto mostrando, che è un'edizione un po' vecchiotta della Mediterranee, però in giro per internet, soprattutto su Amazon, si trovano delle copie altrettanto valide. Che cos'è I Ching? Allora, I Ching è un libro divinatorio. Apro una parentesi. Io sono una persona che crede nella scienza, estremamente razionale, non credo nella divinazione, nella previsione del futuro, negli oroscopi e quant'altro. Per cui metto subito i paletti per dare anche un po' l'idea di cosa sia l'I Ching e di cosa rappresenti l'I Ching per il sottoscritto. Dicevo, chiusa questa parentesi che ci tenevo a specificare, l'I Ching è il primo dei testi classici cinesi, appunto antico almeno quanto il Go, e un testo utilizzato prevalentemente a scopi divinatori durante l'impero cinese. C'è da fare anche qui una doverosa precisazione. Come ebbi modo di raccontarvi nel video in cui parlavo del Do, quindi del Dao, la visione del mondo e della natura cinese e orientale non è come quella europea, dove di fatto si crede che il futuro sia già scritto e che ognuno di noi abbia il nostro destino, e per cui qualche mago, qualche cartomante riesce attraverso una magia a leggerci nel futuro. Nella tradizione orientale il futuro è sempre in
cambiamento, sta sempre mutando. Di momento in momento il futuro cambia sempre. Ecco perché I Ching viene chiamato anche il libro dei mutamenti. Ma in cosa consiste quindi questo I Ching? I Ching si basa su un principio che è il principio dei trigrammi. I trigrammi sono dei simboli composti da linee spezzate e da linee continue. Presi a coppie, questi trigrammi creano degli esagrammi e tutte le varie combinazioni possibili e immaginabili di questi trigrammi creano un totale di 64 esagrammi. Questi 64 esagrammi hanno un loro significato e attraverso un sistema estremamente aleatorio che consiste nel lancio di 3 monetine, testa o croce, okay, si possono creare casualmente delle combinazioni di linee tali da fornire un esagramma. Se poi noi andiamo a leggere cosa rappresenta quell'esagramma sull'I Ching, andremo di fatto a vedere una sorta di pronostico di un qualcosa e di cosa in particolar modo. Allora, noi dobbiamo pensare che I Ching sia un vecchio saggio, ok, di 3-4 mila anni, a cui noi poniamo delle domande. Certo, le domande non devono essere troverò l'amore della mia vita o vincerò la lotteria, ok? I Ching non è fatto per dare questo tipo di risposte. I Ching, appunto, è un saggio a cui noi possiamo fare delle domande aperte e chiedere un consulto. Potremmo chiedere, per esempio, è saggio se facessi questo? È opportuno che facessi quell'altro? Ok? E attraverso il lancio di queste monete, dopo aver formulato la nostra domanda, I Ching ci darà una risposta. Attenzione però che questa risposta, lo ripeto, non è assolutamente un pronostico da vivere come una visione del futuro o una lettura delle carte che può fare un mago, uno strano, ma I Ching dà una risposta che è trasversale e che rappresenta in realtà quella risposta che è sempre stata dentro di noi e che non siamo mai riusciti a tirar fuori. Provo a farvi un esempio. Allora, se io sto facendo questo video è perché ho chiesto all'I Ching se era opportuno che io cominciassi una nuova playlist su YouTube, così, tanto per giocare e per sentire quale potrebbe essere stato il suo responso. Per cui la mia domanda è stata che volevo cominciare una nuova playlist, considerando che questa playlist andava un po' fuori del seminato perché non trattava in particolar modo del Go, però essendo il mio canale un canale che abbraccia la cultura orientale e giapponese in particolar modo, se era saggio che io potessi portare avanti una cosa del genere. Alla domanda che avevo rivolto a Li Ching, quella che vi ho letto prima, lui mi ha risposto con l'esagramma Chong, raccogliere, ok? Nella descrizione dell'esagramma e della risposta ci sono vari testi, c'è quello originale e poi delle chiose, alcune delle quali fatte anche da Confucio, che vanno un po' a rendere meno ermetica la risposta di I Ching, ok? Poi sta ad ognuno di noi, cioè al lettore, cercare di carpire il punto di vista che ci vuole consigliare I Ching. E solo il lettore attento riuscirà a cogliere questi dettagli che dal mio punto di vista talvolta sono veramente illuminanti, lasciano quasi sbalorditi. La cosa che mi ha colpito di più è stato quindi raccogliere, lui parla appunto che, visto che appunto questo testo nasce nell'antica Cina dove fondamentalmente vigeva la cultura contadina e quindi i signori e i contadini utilizzavano i Qing per avere dei punti di riferimento su come gestire i raccolti e quant'altro.
Quindi appunto nella raccolta fatalità si parla dell'inverno, ok? Dove di fatto nell'inverno, dopo aver lavorato per un anno intero i campi, è tempo di riposo, è tempo di star fermi, dedicarsi ai propri cari, godersi il lavoro fatto, però mantenere sempre la testa vigile, perché prima o poi si dovrà ricominciare a lavorare. Quindi guarda caso io faccio questa domanda a Li Ching verso dicembre e lui mi dice: guarda vecchio, che qui c'è l'inverno, per cui riposati un attimino. Ho fatto anche pochi video, mi sono proprio riposato. La cosa che mi ha colpito è appunto dove dice appunto a margine della chiosa: acque distese l'una sull'altra, tempo della raccolta. Soltanto il saggio può radunare molti amici per meditare e istruire. L'immagine fra le più gentili e più belle di tutto il testo parla dell'amicizia, dei contatti ad alto livello intellettuale, descrive una lieta cerca di saggi amichevolmente riuniti a discutere i loro problemi. Lo scambio dei pensieri, l'aiuto reciproco, l'affettuosa intimità con persone care rendono la giornata viva di gioie fra le più rare. Quelle acque distese l'una sull'altra sono una fantasia tanto ardita da dare la vertigine dell'altezza. La quieta conversazione degli amici riporta dimensioni quotidiane, ma dimensioni che sono la felicità di pochi eletti soltanto, la felicità della sapienza. Ecco, adesso io non mi reputo assolutamente un saggio che raduna gli amici, ok? Ma mi sento di leggere in questa chiosa di dare la connotazione al saggio come a colui che conosce qualcosa e che vuole condividerla con gli amici. Quindi ho interpretato questo modo che ha avuto I Ching di raccontarmi questa cosa come un benestare. Vai pure, sentiti pure libero e vedi cosa succede. Anche perché nella gestione dell'I Ching si ha una situazione di partenza che può anche cambiare nel tempo in base al tipo di numeri che vengono fuori da quell'aleatoria pratica del lancio delle monete. Ed è proprio questo il caso, perché nel lancio delle monete ho ottenuto come responso questo capitolo, però ci sono stati dei cambiamenti e questi cambiamenti mi hanno portato alla situazione immediatamente successiva, ovvero mi dedico a questa attività, benissimo. Dove andremo a finire dopo? Beh, nel mio caso il mutamento mi porta, guarda caso, all'inizio dell'anno agricolo, per cui gennaio-febbraio, con l'esagramma di Yu, che significa occuparsi. Infatti, dopo aver progettato questa nuova avventura qui sul canale di YouTube ed aver pensato a quella bella immagine dei saggi che si scambiano le idee, il mutamento mi porta a occuparsi. La composizione definisce un momento particolarmente fervido dell'anno agricolo, quello in cui la terra freme ai primi moti del risveglio. Perciò il tempo di Yu è un tempo fattivo, con le sue difficoltà, le sue preoccupazioni, anche nelle situazioni umane, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, per l'ennesima volta, I Ching non mi ha deluso. Per sottolineare il fatto che I Ching è un testo estremamente interessante e che si discosta dal principio di magia o di divinazione, lo ripeto, inteso come il cartomante che ti predice se troverai la fidanzata o vincerai il Superenalotto, ci tengo a dirvi che questo libro è stato studiato per moltissimi anni anche da Carl Gustav Jung, che è stato uno psichiatra, psicanalista appunto famosissimo, che ha sviluppato delle teorie sullo studio appunto della psiche umana e che ha trovato nell'I Ching delle conferme della sua teoria della sincronicità, come la chiamava lui. Ovvero lui si è reso conto che ci sono delle esperienze umane che sono trasversali rispetto alle esperienze che ogni singolo individuo vive
personalmente, e quindi il proprio vissuto crea la persona che poi uno diventa, ma ci sono delle situazioni, chiamiamole standard, che sono condivise da tutte le persone in tutte le parti del mondo, a prescindere dalla cultura. Ecco, lui studiando I Ching si è reso conto che tutte queste chiose, tutte queste massime, tutte queste spiegazioni sono molto, diciamo, standard, e fanno riferimento a concetti che sono condivisibili da tutti. Ecco quindi che quando noi lanciamo le tre monete non dobbiamo assolutamente pensare di fare una magia nera, e che con quel lancio delle tre monete andiamo a scomodare chissà che divinità. Semplicemente il lancio delle tre monete è un metodo casuale affinché ci venga data la possibilità di interpellare il libro in un determinato punto. Certo che questa cosa crea quel po' di suggestione che mette la testa e il cervello nelle condizioni di poterlo consultare più agilmente. Io mi fermerei qui, è un argomento estremamente, anche se vogliamo, scivoloso, su cui non voglio assolutamente addentrarmi. Ci tenevo solo così a darvi il mio punto di vista. Su internet trovate decine e decine di pagine che parlano di I Ching, di come si consulta, di come si legge, quali tecniche si utilizzano per poter interpretare al meglio le chiose e tutto quello che c'è scritto. Spero che questo mio primo video vi sia piaciuto. Spero che gradiate anche questa mia idea. Ripeto, me l'ha detto un vecchio saggio amico, e non farò due volte la stessa domanda a I Ching perché ha più di 3000 anni e non lo fregate, quindi anche voi, se vorrete avere una copia di I Ching, mai porre due volte la stessa domanda, perché altrimenti non vi darà la risposta. Che altro dire? Spero di avervi incuriosito. Ci vedremo molto presto con altri video, probabilmente questa volta sì sul Go, e ho in serbo un bel po' di libri da consigliarvi, sperando di fare cosa gradita. Grazie per l'attenzione e ciao a tutti quanti.